autocritica, basta con l'autoreferenzialità. Se ci diciamo che siamo perfetti, sbagliamo. In questo... Prego? Potenziamo le sedi. Sì, ma facciamo di più con quello che abbiamo innanzitutto. Con le macchine rotte? Le stiamo mettendo a posto. No, però guardi, la demagogia è facile. Che demagogia? È il lavoro di tutti i giorni. Ecco, qui sbagliate. Quando fate così sbagliate. Allora, i metalmeccanici facevano parlare, poi tiravano i bulloni. Allora prendo il bullone e me lo tiro dopo. Adesso mi faccio parlare. Perché questa è un'educazione. Allora, prendono volentieri tutto, però se volete parlo, altrimenti me ne vanno e ve lo leggete. Siccome voi non sono una persona, sta facendo un casino, è maleducazione. Dopo fischiate se volete. Allora, stavo dicendo, le sedi regionali sono un punto di forza della RAI. Dove forse dobbiamo fare meglio, ma lo dico anche voi come manager, è a raccontare la RAI, perché la RAI non è capita sufficientemente. E anche per colpa di tutti noi, involontariamente, vedete, quando Mario Monti mi chiamò e mi disse se voleva andare alla RAI, io ero un po' perplesso all'inizio, e gli dissi, non so molto della RAI, quello che so non mi piace, c'è troppa influenza della polizia, ma queste sono le cose che si ripetono sulla RAI. Allora noi dobbiamo sfatare tanti luoghi comuni, purtroppo sulla RAI, la RAI dall'interno poi mi sono reso conto ha un'immagine peggiore di quello che merita, perché c'è tanta gente che si ha tantissimo da fare, e in questo avete avuto tutto il consiglio. Ecco, notate una cosa, che su molte decisioni sulla RAI il consiglio, che ha molte diversità per tanti motivi politici, ma non solo, anche caratteriali, personali, eccetera, è stato unanime perché evidentemente sente questa esigenza di fare giustizia a quello che è un'immagine sbagliata. Noi dobbiamo far conoscere di più la RAI, perché poi fa tante cose meravigliose.